al ministro Romani che ci faccia avere la grana idonea, perché abbiamo letto tutti quanti che sono arrivati 30 milioni, come ha detto la speaker un attimo fa, solo che dobbiamo chiarirci se i 30 milioni sono per il rimborso del portoghese o se i 30 milioni servono per qualcos'altro. E quindi io non sono qua per fare polemica, ma perché, e colgo ben volentieri quando uno a Roma magari appunto ragiona anche in politica e quindi cerca di fare squadra per portare a casa un risultato, anziché scanarsi per poi stare tutti a casa come bravi ragazzi. Ebbene, il decreto 1000 proroghe e l'articolo 4 TS, sappiamo come che vogliamo, dove ci sono i 30 milioni di euro. I 30 milioni di euro, il 1° di marzo il ministro si è incontrato con il CNID, Comitato Nazionale Italia Digitale, in cui ha detto, questo è il verbale, in cui ha detto: nel corso della riunione il Ministro ha ricordato la certezza delle risorse economiche per affrontare il passaggio alla TV digitale, 30 milioni del decreto 1000 proroghe, per il passaggio nel 2011 di Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise. Cioè le regioni che devono ancora passare, capiamoci. Questo per dire che cosa? Che senz'altro fin da quando è partito, perché poi questo decreto, questo articolo fa riferimento ai decreti precedenti, dice che, come è stato accennato anche dall'onorevole Gentiloni, i 30 milioni o comunque la cifra serve per incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale, incentivare il passaggio al digitale, favorire la progettazione, favorire la transizione, incentivare la sensibilizzazione, eccetera, eccetera, nonché i rimborsi a quelle famiglie, a quelle persone con un reddito inferiore a 10.000 euro, un'età superiore a 65 anni. Questo non significa nulla, nel senso che, perché ho voluto dare queste informazioni? Perché rispetto alle valanghe al di là di quello che è stato considerato sul sottoscritto, che ha poca importanza e ho le spalle larghe, non ha importanza, la questione è quella di dare una soluzione. L'unica soluzione che noi possiamo dare, che è quella che noi tutti condividiamo, credo, come politici, è quella che ci sia il segnale che arriva. La RAI ci continua a dire che il segnale c'è, le prove che ha fatto la protezione civile, il segnale c'è, e allora significa l'altra cosa. Allora significa l'altra cosa, che c'è un problema di antenne. Bene, se c'è un problema di antenne, noi come possiamo fare solo e soltanto, io sono qua per dirvi che posso solo e soltanto rispettare la legge, non è che mi posso inventare, dopodiché se vogliamo andare al bar a raccontarcela ce la raccontiamo. C'è una questione, ci sono dei soldi all'interno di quei 30 milioni, secondo me qualcuno possiamo, non qualche milione, qualche euro lo possiamo anche portare a casa, se attraverso i 30 milioni o anche attraverso altre partite che può avere il Ministero. Noi dobbiamo fare due tipi di azioni, una quella direttamente col Ministro, col Ministero, perché al di là degli ordini del giorno, anche in Regione ne facciamo tanti ordini del giorno, poi si fa quel che si può, ovviamente come applicazione. E quindi da un ordine del giorno che ha dato delle indicazioni, non essendo riportate specificatamente sull'articolo, noi dobbiamo fare un'azione trasversale da una parte nei confronti del Ministro, dall'altra, e l'altra la colgo ben volentieri anch'io come l'onorevole Gentiloni, dobbiamo farla attraverso il CDA della RAI, visto che comunque ovviamente la maggioranza lo ha al centrodestra, ma c'è anche il componente
il centro-sinistra, e quindi se noi facciamo un'azione trasversale, magari per quelle situazioni di investimento misero, poco, tanto, poca importanza che può, che deve fare la RAI, senz'altro le dobbiamo fare. Però in entrambi i casi dobbiamo fare delle azioni solo e soltanto se riusciamo a essere e andare insieme a Roma a Battercassi. Su questo la Regione c'è stata, lo abbiamo già mandato giù noi tutte le richieste, adesso c'è da fare un'azione politica trasversale. Il mio intervento era per dire cosa abbiamo fatto, cosa vogliamo fare, che noi ci siamo, come in tutti gli altri casi, a dare le risposte necessarie. Dopodiché è ovvio che dal punto di vista tecnico, giusta l'azione legale fatta, qualcuno deve rispondere anche dal punto di vista civile, penale e tutto quello che ci sta dietro.